Abbiamo qualcosa di corallo o di cotto? Sì, assolutamente, di qua. Seguitemi. Beh, è ovvio che quando si parla di corto è virgolettato, perché da galateo non si può mai arrivare con una minigonna, al massimo proprio la lunghezza sopra il ginocchio. Allora, diamo uno sguardo a questi abiti corallo, molto carino con questo drappeggio, però è un po'... non mi piace molto da castello. Eccolo qua. Questo mi sembra che sia la scelta giusta, quindi la lunghezza è quella corretta, l'abito scivolato molto elegante, questi dettagli che comunque mi fanno preziosità e quindi ideali per un castello, e anche la trasparenza sulla schiena molto chic. Sai Cri, nel mentre le ragazze si cambiano avrei bisogno di un consiglio. Per il mio sposo avrei pensato un tight. Beh, il tight è l'abito elegante per antonomasia di uno sposo, però è un abito da giorno, quindi bisogna capire a che ora è la cerimonia. Alle ore 17. No, e allora mi spiace, No. ma da galateo non potremmo avere un tight. Peccato. Perché ovviamente poi il ricevimento prosegue per la serata. E quindi però se quello che ti piace è il pantalone cheveux a righine con questo taglio di giacca antracite, possiamo optare per un demi tight. Adesso Silvano ci mostra la differenza tra il tight e il demi tight. Perfetto, allora, questo è il tight con la coda lunga. Sì. Questa vedi la coda? Sì. Ecco. Bello. All'interno abbiamo il gilet con la cravatta uguale e il pantalone, come dicevi tu, cessato. Sì. Ecco, ascoltando il discorso che ha fatto lei, il consiglio è azzeccato, quindi io passerei al demi tight, che ha la stessa caratteristica dell'interno, quindi cravatta e gilet uguali, pantalone gessato, però abbiamo la giacca corta. Vediamo. Ecco la giacca corta. Ok, ma Silvano, Sì. cilindro e guanti potrebbe essere? Guarda, si potrebbe anche mettere su questo, Sì. perché richiama sempre un momento di eleganza. Dai. Bene, dai, allora allo sposo ci penseremo un altro giorno, ma Ok, vediamo Cri, se le nostre damigelle. Ragazze, ci siete? Wow, fantastiche, bellissime. Belle. Splendide. Beh, il colore vi dona proprio con il colore dei capelli e l'incarnato è perfetto, poi anche il taglio dell'abito è molto molto elegante. E poi avevi ragione, Cri, questa velatura dietro è proprio sciccosa. Vediamo come sembriamo insieme. Dai, Dai. posizione, la sposa un passo avanti, le damigelle dietro. Direi che il trio è perfetto. Sì, è vero. Ma adesso manca tutta la cornice. Dobbiamo occuparci dei capelli e del make-up. Ciao Omar! Ciao, Tutto bene? benissimo. Ciao. Ti presento Ciao. Alessandra. Alessandra. Lei è la Bene. futura sposa di cui ti parlavo e loro sono le damigelle che da stamattina ci accompagnano in questo percorso. Abbiamo già scelto l'abito, adesso ovviamente dobbiamo occuparci dei capelli e poi anche del trucco, quindi la lascio nelle tue mani. Benissimo, la facciamo accomodare così trasformiamo questo sogno in realtà, cosa dici? Bravissimo, dai. Bene, accomodiamoci. Fernanda, grazie. Così ho le mie damigelle che iniziano a collaborare. Benissimo. Avremo un manforte dalle damigelle anche Sì. oggi. Benissimo. Io la prima cosa che vorrò di sicuro chiederti è l'abito, la forma del vestito, la tipologia e anche quale tipo di sogno tu vuoi incarnare in questo. Allora, io sono una principessa. Abbiamo optato per un abito principesco, ha un bollerino in pizzo, correggimi se Sì. sbaglio, Quindi è abbastanza romantico. è molto romantico. Bene. Ho una leggera scollatura a cuore, stretta un po' in vita, poi full con Una gonna ampia con appunto di tulle. Considera che la location è un castello, quindi lo stile è proprio classico imperiale. Benissimo. Io quello che comunque vorrò realizzare, vedendo anche Alessandra, e da quello che mi avete detto per quanto riguarda il vestito, sicuramente resterò su una conciatura abbastanza romantica, quindi morbida, con dei volumi, delle leggere ondulazioni e qualche semi raccolto dalla Perfetto, una conciatura condivido. abbastanza naturale. Benissimo, condivido.
quello che ho capito il tuo vestito è romantico. Sì, molto. Ovviamente cercheremo di realizzare quello che è anche un ritorno al passato e lo enfatizzeremo e lo renderemo abbastanza attuale. Bene, adesso abbiamo creato la base con il nostro cono arricciante e abbiamo dato questa forma di ondulazione. Andremo a raccogliere il tutto e rendere il tutto più romantico e a completare quello che è il nostro lavoro e il compiuto della nostra conciatura. Bene. E adesso ti userò anche uno spray illuminante, questo qui ti dà lucidità al capello, ti manterrà anche quello che è un effetto abbastanza naturale del capello e ti manterrà comunque anche la struttura. Benissimo, adesso abbiamo quasi ultimato la nostra conciatura, andremo ad enfatizzare, metteremo anche dei piccoli punti luce, questo per creare un po' di armoniosità e romanticità alla conciatura stessa, e il gioco diciamo che è fatto. Perle, strass, cosa scegli? Le perle. Le perle, cosa dici da Maria Cristina? Beh, io direi che se proprio vuoi la perla, mettiamo la perla, soltanto però nei capelli. Assolutamente bocciato il filo di perle per una sposa, per due motivi essenziali. A, perché il filo di perle è un gioiello da giorno, quindi non è assolutamente indicato per una soirée, men che meno in un matrimonio. Ma soprattutto la tradizione vuole che le perle siano le lacrime dell'ostrica e quindi ad un matrimonio porterebbero lacrime, porterebbero male, e quindi noi non vogliamo questo, giusto? Assolutamente. Ok. Quindi questo solo e tassativamente per quanto riguarda i capelli. I capelli. Sei pronta Alessandra? Sì. 3, 2, 1. E voilà. Che dici? Bellissima, ragazze. Siamo riusciti? Sì, ragazze. Melania, Fernanda. Abbiamo ottenuto il risultato. Bello, bravo. Benissimo. Complimenti, Omar. Sono contentissimo anche per te, perché soprattutto tu devi essere felice. Bene. Bene, io adesso direi che la conciatura è fatta, però dobbiamo un attimo dare luce a questo Ultimiamo viso con il trucco. Col trucco. E qui ovviamente ci darà una mano chi? Sephora. Sephora. E Pino. Adesso andremo a completare questa cornice della sposa con un trucco molto romantico, molto semplice, e andrò a illuminare il viso visto che la stagione è estiva, e comincerò subito con il primer. Ricordiamoci, Alessandra, che il trucco ovviamente per la sposa non deve essere teatrale ma molto naturale. Già il trucco di per sé è un artificio, ci serve per camuffare i nostri difetti e enfatizzare i nostri punti di forza. Ovviamente la sposa deve essere il più naturale possibile, ma con una lucentezza che brilla in maniera incredibile, quindi concordo perfettamente. Alessandra, ricordati ovviamente che anche se ti sposi il 30 agosto, l'incarnato di una sposa deve essere molto naturale, quindi puoi ovviamente arrivare con un velo di abbronzatura molto dorata, ma attenzione ad arrivare con proprio il rossore quasi da ustione, perché in quel caso il trucco diventa proprio un mascherone, non riesce più a darti luminosità, ma serve solo a coprire una sorta di ustione della pelle, quindi occhio a proteggere bene la tua pelle prima del giorno del matrimonio. Ecco, adesso Alessandra, lei sta enfatizzando il tuo sguardo attraverso appunto questo gioco di ombra e luci dato dall'ombretto. Questo significa che manterrà il più naturale possibile le labbra, proprio per non dare quell'aspetto appesantito del trucco. Un filo di gloss, un po' di blush, un filo di mascara e la sposa è fatta. Ma anche le damigelle ovviamente devono stare attente al proprio trucco, perché anche voi siete sotto i riflettori, quindi a differenza della sposa voi avete una bella nota colore dettata dall'abito. Allora in questo caso il mio consiglio è: date sempre luminosità all'incarnato con una bella base, poi anziché puntare sugli occhi, cosa che invece farà l'Alessandra, puntate sulle labbra, quindi fate gli occhi molto naturali e invece le labbra magari le riprendete con un rossetto della stessa tonalità del vestito, in questo caso del corallo.
E adesso Alessandra un filo di gloss, un po' di fissatore e il gioco è fatto. Alessandra, sei pronta? 1, 2, 3 e voilà, guarda! Bellissima! Sì, piace? bello! Direi che sono soddisfatta? perfetta per il mio lui. Siamo felicissimi. Adesso siamo pronti per la prova finale con l'abito. Allora, siete pronti a vedere la vostra amica come sarà quel giorno? Certo, sì. Aspettiamo. Ale, Sì, eccomi, ci sono. Siete dai, pronte? facci Sì, vedere. Dai. Wow! Adesso sei proprio sposa, completa. Abito, acconciatura, ragazze. trucco e anche il velo. Wow. Ovviamente in un matrimonio che si rispetti non può mancare il velo. Quindi in questo caso l'abito è impreziosito dal ricamo, come vedi il velo rimane molto semplice. In questo caso non abbiamo fatto la calata del velo sul viso, ma sarà fatta quel giorno in modo tale che poi tuo marito all'altare svelerà il tuo viso e vedrai i tuoi occhi lucidi. È bellissimo Cristina, sono emozionatissima, è proprio un sogno, sono proprio una principessa. Grazie Martina per aver avuto la pazienza Grazie a e di voi. aver soddisfatto questo mio desiderio. E adesso ragazze, siete pronte a festeggiare con uno spritz? Sì. Andiamo. Ragazze, allora, Missione compiuta. missione compiuta. Evviva! Contenta? Sì. E anche questa è fatta. La prossima settimana la sfida riguarderà le taglie forti. Ciao! In collaborazione con Facco Gioielli, le gioie del cuore. Fuoco e Design, vendita e installazione stufe e caminette a legna e pellet. Gobbo Arredo, tendaggi di qualità e biancheria per la casa. Gatto Calzature, moda e convenienza ai tuoi piedi. Pozzoleone Marostica.